Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora io vorrei sfuggire all'impressione che i galantuomini di Askatasuna, i galantuomini antagonisti, i trefe arrestati nell'ambito delle iniziative delle forze dell'ordine immediatamente successive a quel sabato di follia torinese, per qualcuno, anche per qualche magistrato, siano compagni che sbagliano come ai vecchi tempi, quindi meritevoli di un buffetto, insomma di un trattamento di favore, non sono mica dei biechi reazionari alla fine. Vorrei sfuggire a questa impressione, poi ogni giorno la cronaca mi reinstilla questa impressione con più forza rispetto al giorno prima. Oggi nella fattispecie leggo sul Tempo una ricostruzione surreale, cioè purtroppo corretta da un punto di vista giornalistico, ma surreale per quello che sviscera. Parliamo nella fattispecie di Matteo Campaner, che era uno dei tre arrestati per i disordini di Torino, uno dei due rispetto ai quali poi il GIP ha optato per l'obbligo di firma, e qui arriveremo al colmo della surrealtà. Comunque, anzitutto la parte ricostruttiva dell'ordinanza del GIP. Questo Campaner è descritto mentre lancia ripetutamente sassi e petardi verso lo schieramento delle forze dell'ordine a distanza ravvicinata, quindi con un pericolo anche di ricaduta molto pesante, e una volta bloccato, mentre opponeva resistenza con forza, scalciando e tirando pugni agli agenti che volevano bloccarlo. Dato questo quadro descrittivo che c'è nell'ordinanza stessa, si legge che il livello di offensività della sua condotta risulta allo stato comunque contenuto, cioè insomma lanciava solo sassi a distanza ravvicinata, non è un livello quasi risibile, diciamo, di offensività, poiché nessuno degli operanti veniva attinto o comunque ferito. Cioè, visto che gli agenti hanno avuto il culo che nessun sasso li ha beccati, il tasso di pericolosità del soggetto è ridicolo. Ma qual è la vetta del surreale? È l'esplicitazione appunto da parte del GIP sul provvedimento dell'obbligo di firma quotidiano nella stazione dei carabinieri, virgolette, attenzione, in orari che verranno concordati con la predetta PG compatibilmente con le esigenze personali del sottoposto. Cioè, se non la disturbiamo troppo, ci mancherebbe ogni giorno quando vuole, no, a quell'ora al cinema ci mancherebbe altro, poi la sera a calcetto, forse no, domani deve andare magari in un'altra manifestazione a tirare altri sassi non assolutamente pericolosi o minacciosi verso le forze dell'ordine a distanza ravvicinata, quindi veda lei, quando riesce a incastrarci, passa lì veloce, ma veramente 30 secondi, firma a sua discrezione, guardi, le apriamo la caserma anche di notte proprio per lei, quell'ufficio specifico, insomma giustamente sintetizza il tempo, venga quando vuole. Cioè questo soggetto, rispetto a cui valgono tutte le garanzie dal mio punto di vista, non è una questione sull'iter giudiziario, che lo vedremo, ma sul provvedimento per cui, se tu decidi che serve l'obbligo di firma perché nonostante tutte le attenuanti comunque ricostruisci l'accaduto, e cioè che quest'uomo effettuava azioni violente verso le forze dell'ordine, e beh, poi gli dai l'obbligo di firma a sua discrezione, cioè quando cazzo vuole lui. Io, scusate, oggi come dire, indugio nel turpiloquio, ma di fronte a questo costrutto veramente non trovo parole più eleganti, diciamo. Poi leggi sotto un pezzo del Tempo e rischi di capire ancora meglio la questione, perché il pezzo sotto racconta di questa intercettazione che vedeva protagonisti due esponenti Notav. Uno è figlio del cofondatore di Magistratura Democratica Livio Pepino, che parlava appunto col collega con la collega Gabriella Vossa, scusate, la quale diceva a Daniele Pepino, figlio di Livio Pepino, cofondatore di Magistratura Democratica: hai sentito la bella notizia? Risponde Daniele Pepino: sì, li hanno liberati tutti. Replica la Vossa: sì, ma davvero sono fuori di testa, c'è sto cazzo di Paladino, adesso mi sa che cercano tramite Magistratura Democratica di dargli una tamponata.
chi è sto cazzo di Paladino? All'epoca era Andrea Paladino, pubblico ministero di Torino, che era quello più impegnato nelle inchieste sulla violenza del movimento No TAV, soprattutto ai cantieri in Val di Susa, e che in effetti di lì a breve avrebbe subito un'indagine per corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, che dopo 4 anni di circo mediatico giudiziario scaturì in una soluzione in via definitiva. Quindi il PM che rompeva un po' troppo, in qualche modo, insomma, per una pura casualità ci hanno pensato dei colleghi. Il galantuomo fermato mentre lanciava sassi, ma a distanza ravvicinata, ma per carità non pericolosi, ha l'obbligo di firma quando gli gira, quando vuole lui, tra una festa e un'escursione fuori porta. Capite che c'è qualcosina che non funziona, e l'impressione che per qualcuno costoro siano semplicemente compagni che sbagliano è ogni giorno più forte. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.